Si rischia la vita. Io tutte le volte che vedo pedoni o ciclisti che attraversano questo cavalcavia mi viene un brivido. Fate presto, il grido dei residenti di via Mazzocco a Mogliano è chiaro e nitido e non da ora. Quel cavalcavia è troppo pericoloso e la conferma arriva puntuale ad ogni incidente. L'ultimo ieri, un frontale che ha coinvolto 2 vetture, fortunatamente con feriti lievi, ma se ci fossero stati pedoni o ciclisti, lo scenario sarebbe cambiato. È anche in curva questo cavalcavia, quindi le 2 corsie sono molto strette, non danno la possibilità di un passaggio pedonale e per di più dovrebbe essere percorso ai 30 km all'ora, credo proprio per la sua pericolosità, cosa che non avviene mai. Una strada impossibile da evitare per molti. Tutti i giorni percorro questo cavalcavia molte volte anche perché è impossibile percorrerlo in un altro modo, nel senso che non c'è un sottopasso e come potete vedere l'accesso ai pedoni e alle biciclette è veramente pericoloso, quindi o lo si percorre in macchina o non c'è altra possibilità. Petizioni e appelli per ora non hanno trovato concretezza. Eleonora e gli altri chiedono di intervenire in qualsiasi modo. Per esempio individuare una zona dove creare un sottopasso, forse si può allargare la careggiata e creare una pista ciclabile, una messa in sicurezza per i pedoni. Forse alla peggio si fa un senso unico alternato, io non lo so, però l'amministrazione deve prendersi delle responsabilità e deve prendere delle decisioni per mettere in sicurezza questo cavalcavia.